Stamattina in alcune scuole del Vercellese, tra misure eccezionali, i bambini sono tornati sui banchi. Si tratta di un progetto pilota. Antonio Sgobba. Facciamo un disegno bello tutto colorato così li appendiamo, poi magari possiamo farne uno ogni giorno così li appendiamo. Un tentativo di ritorno alla normalità, una sperimentazione partita in 3 comuni in provincia di Vercelli, Borgosesia, Quarona, Varallo. Non è un servizio educativo, non è un servizio scolastico, è un servizio di assistenza come potrebbe farlo una babysitter a casa, a domicilio, però con personale qualificato. In tutto sono coinvolti 36 bambini, la retta è di 15 euro. Il progetto è un sostegno per mamme e papà tornati al lavoro nella fase 2. Sono una mamma che lavora in un'azienda tessile qua della zona e io ho notato che loro ne avevano proprio bisogno. Poi vabbè, è ovvio, avevo anche il bisogno che qualcuno li assistesse. I bambini sono divisi in piccoli gruppi da 4-5 affinché si possano rispettare le distanze di sicurezza. La difficoltà secondo me soprattutto per quelli più piccoli è quello, fargli capire che devono mantenere le distanze, e però a loro gli viene spontaneo come viene a noi da avvicinarsi, a un bambino ancora di più. Calcio ora con il via libera agli allenamenti di